Scia di Gloria della Longarone è stata una grandissima manifestazione di una mostra che ha segnato la storia del Novecento, ma ha anche indicato sarà il futuro dello sport system e dei prodotti che saranno ambasciatori del Made in Italy nel mondo. E con questo prezioso bagaglio culturale Scia di Gloria si avvia a chiudere, non prima però di offrire un finale con il botto. Sabato prossimo al Palafiere di Longarone, per l'ultimo giorno di apertura della mostra, è stata organizzata la presentazione delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 che avranno luogo dal 6 al 15 marzo. È un'occasione importante, presentiamo le Paralimpiadi, quindi le discipline, le varie gare, anche le medaglie, quindi sarà un'informazione appunto importante. Anche gli atleti saranno appunto presentati, abbiamo una buona diciamo, rappresentanza anche bellunese e poi abbiamo anche la possibilità di spiegare quali sono stati gli investimenti dal punto di vista delle infrastrutture. Numerose le adesioni: Luca Palla per lo sci alpino paralimpico, Flavio Menardi parabob, Paolo Tonon, Davide Giozzet e Oscar De Pellegrin, oggi sindaco di Belluno, ma più volte campione paralimpico nelle specialità della carabina e del tiro con l'arco. Sarà un'occasione d'oro per tracciare anche un bilancio dell'Olimpiade invernale appena andata in archivio, che lascia dietro di sé un'esperienza straordinaria anche in termini di promozione del territorio. Anello di congiunzione è stato il percorso espositivo internazionale che celebra la storia, l'evoluzione e l'innovazione degli sport invernali, con un focus particolare sulle Dolomiti, assieme allo spettacolo che in 11 tappe ha toccato i teatri veneti da Cortina a Verona. La mostra è richiestissima, dall'Università di Padova alla Fondazione Museo dello Scarpone di Montebelluna, ma il sogno è far vivere Scie di Gloria nel tempo. Io ritengo che una volta smontata adesso dovremmo pensare bene dove andrà a finire. Secondo me il suo luogo ideale, il luogo magico dove dovrà finire è Cortina.